Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Benvenuti a Il Segno, appunti di grafologia. Parliamo dei segni grafologici di base: il tratto, il gesto grafico, la pressione e i gesti fuggitivi. Il tratto è la scrittura, il gesto grafico è la produzione dello scritto e quindi è il movimento. La pressione è la produzione dello scritto generata sul foglio. Naturalmente la pressione è condizionata da una serie di fattori. Gesto grafico e pressione sono collegati tra loro. Il gesto fuggitivo è indipendente. Il tratto esprime l'energia personale, è inimitabile e infalsificabile. Può subire variazioni a causa dell'età, di malattie, di stress o traumi. L'osservazione del tratto riguarda la colata di inchiostro, quindi la traccia lasciata sul foglio, e anche l'appoggio o pressione. Il tratto è il primo testimone concreto del gesto diventato segno. Il tratto è innato e costituzionale ed esprime gli aspetti più profondi della personalità, sulla salute fisica e psichica della persona. Il movimento corrisponde allo spostamento della penna sul foglio, che può assumere connotazioni specifiche di velocità o lentezza, ritmo o ripetizione, cadenza o confusione, continuità o irregolarità, frequenza o rarità, e rappresenta un'impronta personale dello scrivente. È la parte inconscia che si esprime scrivendo. È l'impulso motorio che spinge la penna, è la carica energetica, la forza pulsionale, l'inconscio che dà vita alla forma. È il ductus col quale si intende l'intero movimento della penna che scrive, comprende sia la parte inchiostrata, cioè il tratto scrittorio, che quella non visibile ma altrettanto importante nell'economia della scrittura. La pressione è fondamentale per la scrittura. Dal punto di vista morfologico esprime la sua terza dimensione, cioè la profondità. Per pressione grafica si intende la traccia che la persona lascia mentre scrive. L'affondamento che produce con la penna sul foglio misura la forza del soggetto e la capacità di penetrare il mondo oggettuale circostante. La pressione è un segno della volontà. È la risultante dello sforzo per vincere la resistenza che il foglio pone allo scrivente, simbolo della fatica che si incontra nell'impatto con la realtà ambientale. Va tenuto conto per misurarla: tipo di carta usata, ruvida, liscia, pesante o leggera. La durezza e la resistenza della superficie scrittoria, condizionata anche dal numero dei fogli presenti sotto quello su cui si scrive. Il tipo di penna, che già da solo condiziona la pressione. Per la sua valutazione quantitativa occorre tener presente 3 elementi variabili che abbiamo già menzionato: il tratto, la scrittura, la forza, il solco lasciato, la tonicità, capacità di imprimere il foglio durante il movimento. Passiamo ai gesti fuggitivi. Il gesto fuggitivo è così chiamato perché è un gesto automatico e indipendente, manca al controllo. I gesti fuggitivi appartengono alla sfera istintiva emozionale, alla sfera del pensiero, alla sfera della relazione e del comportamento, invadono gli spazi non di loro competenza e sono considerati anche fuga di energia, che caratterizza la persona nel suo modo di gesticolare, di camminare, di guardare, e apre uno spiraglio sull'inconscio del soggetto. È legato al solo movimento e possiamo trovarlo all'inizio della parola o durante o alla fine della parola, nella T, nel modo di porre i puntini sulle I. Abbiamo il riccio
istintuale, dove vedete appunto le freccette, abbiamo appunto poi il riccio del soggettivismo, questo allungo orizzontale, e abbiamo poi il riccio della spavalderia, che soprattutto lo ritroviamo nelle lettere V. Il gesto fuggitivo non riguarda qualità strutturali, ma è prezioso perché è una spia della personalità. Come lo scrivente usa lo spazio, il suo modo di relazionare, come affronta la realtà o la sfugge, come destruttura o protegge l'io. Diciamo il gesto fuggitivo una sorta di carta di identità. Smile, though your heart is aching. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.